In eccellenza, sulla carta dovrebbe prospettarsi un turno favorevole per l'attuale classifica del capolista Dattilo, che in casa affronterà il non certo irresistibile Monreale. Chi invece dovrà lottare con il coltello tra i denti saranno Canicattì ed Acragas. La prima ospita al Saraceno di Ravanusa il Forte Geraci, mentre l'Acragas sarà di scena al Valentino Mazzola contro la locale San Cataldese. Ricordiamo che attualmente il Dattilo ha ben 6 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici. Ecco perché i risultati di Canicattì ed Akragas potrebbero consentire alla compagine trapanese di rimpinguare ulteriormente la propria classifica. Altra gara di cartello si gioca al Giovanni Bruccoleri, dove sarà di scena Pro Favara Sporting Vallone. La Pro Favara vuole risalire la china, mentre gli ospiti nisseni intendono raggiungere prima possibile una posizione di massima tranquillità, ben lontana dalle beghe di bassa classifica. Ritornando al match di San Cataldo, la gara San Cataldese Acaragas è stata affidata a Federico Mucignato di Pordenone, mentre i suoi assistenti saranno Rosario Blanco di Eciriale e Giulio Sorace di Catania. Pro Favara Sporting Vallone sarà diretta da Nicolò Melodia di Trapani, assistenti Dario Ricchiari e Gabriele Valenti di Palermo. Infine Canicati Geraci a Michele Buzzone di Enna, assistenti Davide Di Dio di Caltanissetta ed Andrea Varisano di Agrigento. Quindi domani c'è la San Cataldese, oltretutto è una delle squadre forse tra Canicattì e loro sono le più vicine, quindi siamo cugini, o almeno ci avviciniamo a essere tali. È una squadra molto ben composta, ben allenata, una squadra che ha aspirazioni, una squadra che viene da una categoria superiore, sicuramente ha nelle gambe, ha nelle corde di questa squadra c'è qualità e quindi è una squadra da prendere con le pinze, da valutare, da non sottovalutare assolutamente e quindi da fare prestazioni importanti. Sulla San Cataldese ci sono parecchi ex, tra questi ci sei pure tu. 6 mesi a San Cataldo dove hai segnato un po' di reti e in quei 6 mesi sei diventato anche diciamo, il pupillo della tifoseria verde amaranto. Porterò sempre San Cataldo nel cuore perché, come ho detto ieri e come ho sempre detto, l'anno scorso ero arrivato al punto quasi di credere di smettere perché mancavano stimoli e gli stimoli in questo sport sono importanti come d'altronde in tutti gli sport e nella vita in generale. Poi sono arrivato a San Cataldo, ho trovato una grandissima famiglia composta da una società meravigliosa, da dei compagni di squadra meravigliosi, da una tifoseria fantastica. Mi hanno accolto come se fossi stato sempre uno di loro e mi hanno fatto ritrovare stimoli, mi hanno dato una forza pazzesca e me ne porterò sempre nel cuore. Purtroppo l'ultima partita c'è stato questo neo brutto che mi porterò sempre dietro, però l'affetto, le cose belle sono state talmente tante che cercherò e porterò sempre queste nel mio cuore perché, ripeto, per me è una famiglia. Quest'anno ho dato priorità a loro, come è giusto che sia, poi sono state fatte altre scelte in panchina, quindi sono venuto a casa, però per me San Cataldo è famiglia, porterò sempre nel cuore. È chiaro che è l'unica sconfitta che l'abbiamo fatto lì vincendo al 96esimo, una partita che secondo me in 10 uomini tutto il secondo tempo meritavamo magari di portare un punto a casa, però quello fa parte del passato, abbiamo mandato pure in Coppa, una squadra che comunque ha cambiato anche qualcosa, per cui questa secondo me sarà una partita diversa rispetto a quella che abbiamo affrontato, consapevole che loro comunque rimangono sempre una squadra fortissima.